Buongiorno a tutti amici e amiche di Facebook, sono Franco Tosini, responsabile del centro sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana. Ecco, niente, volevo solo ricordarvi che il 3 dicembre, ovviamente tutto rigorosamente a distanza, verrà realizzata. È stata organizzata per l'occasione delle festività natalizie la giornata divulgativa tecnica dedicata alla poinsettia. Ovviamente è la 25esima volta che facciamo, quindi è un anniversario diciamo importante per noi e significativo. È una giornata purtroppo che quest'anno con il problema emergenziale del Covid abbiamo dovuto organizzarlo tutto a distanza. Inizieremo alle 10 con il convegno bar seminario dedicato alla poinsettia, toccheremo diversi argomenti, dalla coltivazione alla difesa fitosanitaria all'utilizzo di ausiliari, quindi parliamo di parassiti e parassitoidi per contrastare lo sviluppo in particolar modo ma non solo della mosca bianca, e per completare con la prova varietale, dove poi vi accompagneremo seppur a distanza, seppur attraverso delle immagini registrate la settimana scorsa, vi accompagneremo a visitare le prove e farvi vedere un po' di materiali. Non possiamo farvi vedere tutti, sono circa 200, quelli più significativi, quelli che stanno in un certo senso emergendo e quindi che magari il prossimo anno verranno registrati e lanciati a livello commerciale. Quindi ricordiamo ancora 3 dicembre, giornata tecnica divulgativa alla stella di Natale, con il seminario in diretta a distanza. Inizieremo alle 10 con i saluti canonici di rito e poi le relazioni dei relatori molto illustri a mio modo di vedere, e poi la seconda parte della giornata, una parte registrata, ma cercheremo di farvi vedere un po' tutte le varietà che ovviamente più meritevoli in un certo senso e che molto ovviamente il prossimo anno diventeranno commerciali. Seguiteci ancora con questa iniziativa e con qualcos'altro. Stiamo già lavorando per il 2021, delle cose molto importanti. Molto probabilmente l'argomento sarà acqua, risparmio dell'acqua per l'utilizzo in ortofloricoltura. Grazie ancora, arrivederci.